parte delle elaborazioni di musica da film. Quindi abbiamo, diciamo, gli autori più importanti che hanno scritto per il cinema, quindi Morricone, Giovanni, Nino Rota e Williams. Rispettivamente seguiremo Il Nuovo Cinema Paradiso, poi La Vita è Bella, quindi Schindler's List e a finire un medley dei temi del Padrino. Queste elaborazioni ci sono state fatte in esclusiva per noi, diciamo, su mia richiesta, caro amico e maestro Benedetto Montebello ha consentito un lavorato che ha fatto delle cose veramente molto belle e sentite.
Sento il dovere di ringraziare Francesco e Daniele per avermi suggerito questo concerto, che non ho avuto il piacere di sentirlo e gustarlo all'interno delle coppie di Capitanata, che è una rassegna che organizza il Conservatorio di Foggia. E devo dire che il lavoro di Benedetto Montebello, gli arrangiamenti sono veramente straordinari, soprattutto l'ultimo. Non è facile arrangiare, no? Mettere insieme, cioè scrivere e adattare delle musiche e concepirle, soprattutto l'ha fatto con la grande maestria di utilizzare tantissimi virtuosismi e tecnicismi dello strumento. Devo dire veramente che la cosa più bella è che quello che vediamo è il frutto di una scuola, la scuola del maestro Montaruli, che nell'arco di 10 anni abbiamo il sindaco di Sant'Agata di Puglia, lo inviterei così a porgere un saluto a tutti noi. Prima di chiedere chiaramente il bis, ma glielo facciamo chiedere a lui. Il mio invito è questo, lo dico insieme al sindaco: domani partono per il 4º anno consecutivo i corsi dedicati a un compositore nato qui a Sant'Agata di Puglia alla fine del Cinquecento, di nome Cesare Marotta, che raggiunse gli onori della cronaca perché fu il maestro di un cardinale importantissimo, il cardinale Montalto, a Roma. Di lui moglie, la moglie di Cesare Marotta, Ippolita Recupita, è stata una delle più grandi cantanti del Seicento e ha girato tutte le corti italiane. È da 4 anni che organizziamo i corsi grazie al Comune di Sant'Agata e con il valido contributo di Daniele Miatto, che collabora e che quest'anno ha diretto l'organizzazione di tutti i corsi. Domani mattina partiamo e vi invito qui tutti quanti
speriamo di avere una serata ancora più calma per poter fare il concerto fuori proprio nella corte del castello sabato 10 agosto. Sindaco? Salve, buonasera a tutti, io vi ringrazio per la vostra presenza e voglio ringraziare la scuola qui del professore perché il professor Ruscillo e il professor Biatto che ci avete portato qui questa sera, questi grandissimi artisti, ci avete fatto ascoltare un concerto straordinario. Giustamente, come diceva il professor Ruscillo, fare gli arrangiamenti non è una cosa semplice, quindi diciamo che è stato un lavoro splendido condotto da chi fa questo lavoro, e quindi proporlo a noi in questa splendida cornice che sinceramente ci ha fatto gustare moltissimo questo concerto. Grazie a voi. Poi voglio ringraziare il professor Miatto che ancora una volta per la quarta edizione di questi corsi qui dedicati a Cesare Narotta, questo nostro artista compaesano, e che dureranno una settimana, poi ci sarà un concerto finale sicuramente a cui parteciperete tutti, perché io le altre serate finali di queste sono sempre intervenuto, ho partecipato e devo dire sinceramente che sono sempre delle cose, dei concerti straordinari. Grazie a tutti per la vostra presenza e questo non ci dico. Io lo devi chiedere. Ce lo deve chiedere. Facciamo il bis. Prima di lasciarvi appunto col bis, che non vi dico neanche che cos'è perché tanto lo capite subito, ringrazio per le belle parole del sindaco e del maestro Ruscillo, ma voglio personalmente ringraziare i miei allievi perché sono stati veramente stupendi, bravissimi. Anch'io sono suo allievo, sono più vecchio. È vecchio, insomma. Gli ha detto La scuola. Possiamo fare il preludio della Traviata? Volete risentire il preludio di Traviata? No, questo mi piace. questo non era male, però questo mi piace, fidatevi. Ok. Poi nel caso lo rifacciamo. Se mi piace, lo rifacciamo.